Ed ecco quindi che gli arabi cominciano a utilizzare una tecnica che avevano imparato in Persia per estrarre dal sottosuolo l'acqua. I cosiddetti kanat channel in inglese ovviamente, in arabo, e questi canali appunto si chiamavano kanat. Questi canali sotterranei quindi venivano scavati, come vedete in questa slide, venivano scavati lungo i fianchi di una collina e con una leggera pendenza, ovviamente, fino a intercettare una falda sotterranea che scorreva all'interno della collina. Questo canale permette quindi di far defluire l'acqua di questa falda verso l'uscita del canale. Ecco, qui c'è l'uscita del canale. E da questo punto in poi l'acqua arriva a cielo aperto, viene incanalata attraverso quelle che gli arabi chiamavano saie, e anche noi continuiamo a chiamare saie, che erano dei canali a cielo aperto con dei chiusini per le eventuali deviazioni, che permettono di irrigare una vasta area a valle dell'uscita del canale. Nella parte superiore della collina, ovviamente l'acqua da qui non può salire, e allora loro facevano dei pozzi che intercettavano il canale in diversi punti, in modo da poter emungere con dei secchi, con vari sistemi, emungere le acque e utilizzarle nella parte superiore della collina. Questo sistema richiedeva delle abilità ingegneristiche, come voi potete capire, non piccole, perché si trattava di fare questi canali ad altezza d'uomo molto grandi, per addirittura alcuni per chilometri, anche oltre i 10 chilometri. Sono stati trovati canali fino a 12 chilometri di lunghezza. Pensate un po' che opere straordinarie con i mezzi di allora. E tutti questi pozzi che dovevano con esattezza intercettare centimetro più, centimetro meno, questi canali nel loro percorso sotterraneo. Quindi una capacità ingegneristica veramente eccezionale. Questo però ha permesso di utilizzare delle falde idriche sotterranee e, portandole a cielo aperto, in una maniera incredibile, eccezionale, la disponibilità di acqua aumentò enormemente, e questo diede ulteriore impulso alla produzione agricola. E furono costruite dappertutto, non solo nella Sicilia occidentale, diciamo in modo particolare nella Sicilia occidentale, ma anche nella Sicilia orientale, soprattutto a Palermo. Palermo era una città immensa, doveva essere rifornita di acqua. Pensate, 300 moschee, 250.000 abitanti nel periodo di massimo splendore durante la dominazione araba, quando nello stesso periodo a Roma c'erano non più di 30.000 abitanti, da 20.000 a 30.000 abitanti. Palermo era attraversata da una fitta rete di canat o canali, che portavano in città l'acqua dei monti circostanti della Conca d'Oro, che appunto circondava tutta l'area di Palermo. E questa capacità di costruire queste opere irrigue stupende da parte degli arabi è una cosa eccezionale, veramente bellissima. Ancora oggi siamo meravigliati a vedere certe cose. Guardate, questo è il canazzo di Militello in Val di Catania, guardate un po' che struttura, e pensate cosa ci è voluto per costruire questa cosa, per lunghissimi percorsi all'interno di una collina. Un'opera immensa per quei tempi, no? Senza le macchine e gli strumenti attuali, tutto fatto a forza di manodopera volenterosa che si prestava a fare queste cose. Questo è il Canat di Catania, pochissimi lo conoscono, e guardate, anche questa è una cosa eccezionale, è stato scavato intanto
in una zona difficilissima da scavare ed è molto profondo, passa al di sotto del Castello Ursino, pensate un po', ed è visitabile. C'è una cooperativa a Catania che organizza le visite a gruppi di 12 persone munite di elmetti, di tute, stivali e così via. E ottenuta l'acqua per irrigare, gli arabi si preoccuparono adesso di introdurre un gran numero di nuove piante. A cosa deve servire l'acqua se non ci sono le piante da coltivare? E ce n'erano ben poche. I 1000 anni di dominio romano-bizantino avevano depauperato moltissimo la biodiversità agraria delle campagne siciliane. E allora cominciarono a introdurre nuove piante. Anche qui essi agirono da mediatori culturali fra Oriente e Occidente. Questo è stato un grande merito degli arabi, che spesso noi sottovalutiamo. L'Oriente si era sviluppato anche dal punto di vista agricolo molto prima dell'Occidente. Pensate che l'agricoltura è nata 5-6 mila anni prima di Gesù Cristo in Mesopotamia, cioè in Oriente, e poi si trasferì nelle zone circostanti dell'Iran e attraverso l'Iran anche l'India. Quindi tutte queste zone si sono aperte alla civiltà agricola molto prima dell'Occidente. Pensate, 5.000 anni fa in Occidente, insomma, il livello di civiltà era minimale, cioè ancora a livello preistorico, mentre lì i Sumeri, i babilonesi costruivano grandi palazzi, templi, scrivevano con la scrittura cuneiforme, e un livello di civiltà che era estremamente avanzata, con progressi notevoli nell'astronomia, nella matematica e anche nella medicina, quando da noi l'uomo era a livello di condizioni preistoriche, no? Raccoglitore, no? E cacciatore, non certo agricoltore. Bene, questo patrimonio agricolo è stato trasferito in parte non secondaria, parte significativa, dall'Oriente verso l'Occidente grazie proprio agli arabi e alla conquista araba della Sicilia. E quindi queste piante introdotte dagli arabi erano originarie dal vicino Oriente, dalla Persia e dall'India. Ed è importantissimo questo fattore di biodiversità, perché la dieta siciliana è formata proprio si è formata grazie a questa grande varietà di cereali, frutta e verdura che ne costituisce la grande ricchezza. E tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l'apporto degli arabi siciliani. Chiaramente poi ci sono stati altri apporti. È chiaro che la dieta mediterranea non l'hanno fatta soltanto gli arabi, hanno dato un grande apporto, forse quello più importante, quello più decisivo. Poi avvennero degli ulteriori apporti successivi, soprattutto quando si scoprì l'America, e dall'America giunsero tramite gli spagnoli che dominavano tutto il meridione e anche parte del settentrione italiano, quando giunsero degli alimenti che oggi sono essenziali per la dieta mediterranea, cioè il pomodoro, il peperone e la patata, per dire quelli più importanti, il mais ed altri. Questi giunsero ben dopo la scoperta del Nuovo Mondo, non subito, addirittura verso il 1600 e anche dopo. E nei primi periodi questi alimenti, questi cibi erano guardati con molto sospetto perché la gente pensava che fossero velenosi. Poi piano piano si capì che bisognava soltanto avere attenzione a non mangiare il pomodoro ancora troppo verde perché contiene la solanina, è una solanacea, ma anche la patata, anche il peperone e anche la patata, perché la patata è un'altra solanacea, soprattutto quando la patata comincia nuovamente a riprendere la vegetazione per essere stata conservata troppo a lungo, riprende la produzione della solanina. Invece dopo la maturazione scompare
Ecco perché quando germoglia la patata non bisogna stare attenti e bisogna buttarla perché può essere tossica. Ma basta saperle queste cose, ovviamente. E allora abbiamo con gli arabi un'incredibile varietà di nuove piante che i siciliani non conoscevano lontanamente. Arrivano gli agrumi, l'arancio, il limone, gli altri agrumi, tutta una categoria di frutti abbastanza numerosa. L'arancio e il limone sono i più importanti, il bergamotto e tanti altri. Il pesco, l'albicocco, il ciliegio, il susino, il melo, il pistacchio, il grano duro. Pensate, il grano duro. C'era la monocultura del grano e i siciliani non conoscevano il grano duro. Era il grano tenero quello che si coltivava durante la dominazione romana e bizantina. Il grano duro non lo conoscevano. Arrivò con gli arabi e con gli arabi arrivò tutto ciò che serve tramite il grano duro a fare alcuni cibi principali della dieta mediterranea, tipo la pasta o il couscous, per esempio, il carubo, importantissimo, il gelso, e con la collegata diciamo, produzione della seta. Il sommacco e la seta divenne un caposaldo dell'attività economica a Messina per tanti anni, fino a tempi relativamente recenti, anche dopo il 600. Il sommacco, abbiamo quasi dimenticato che il sommacco serviva in quel periodo a fare una spezia importantissima che gli arabi usavano per la sommachia, che era una preparazione della carne con questa spezia derivata dal sommacco. Il cotone, poi il sommacco fu utilizzato dopo si dimenticò questa funzione alimentare, ma fu utilizzata perché il sommacco è ricco di tannini. E per esempio nella zona di Vizzini si sviluppò la conseria o cunzeria, dove si faceva la concia delle pelli, grazie al fatto che nei boschi circostanti c'era una grande quantità di sommacco, da cui i conciatori estraevano il tannino che poi serviva alla concia delle pelli. Oggi tutto questo si è perso, il sommacco viene guardato come una pianta strana, infestante, che non serve a niente. In passato non era così. E fu introdotto dagli arabi pure questo. Il cotone e la produzione relativa dei tessuti, la canna da zucchero, cominciò la produzione dei dolci con la canna da zucchero. Però dolci che venivano mangiati soltanto nelle feste, come cosa insomma pregiata che si usava raramente. Il sesamo ancora oggi ci sono zone della Sicilia dove per esempio c'è il sesamo di Ispica, che è un prodotto IGP. Noi usiamo il sesamo come sopra il pane con il sesamo, con i semi di sesamo, la cosiddetta giugiolea. Zafferano, utilissimo come spezia, le melenzane, una cosa fondamentale nella dieta mediterranea e nella cucina siciliana in particolare. Per esempio la pasta alla norma senza le melenzane non si potrebbe fare evidentemente. Gli asparagi, gli spinaci, quindi verdure importantissime e salutari, le zucche, i meloni, i cocomeri. Questo soltanto per fare un elenco non esaustivo e molto semplificato di ciò che gli arabi hanno portato in Sicilia. E pensate, tutto questo non ci sarebbe se non ci fosse stata la dominazione araba in Sicilia, o sarebbe arrivato molto dopo, magari con altri dominatori, ma gli arabi ebbero il merito di farlo molto molto tempo fa, e tutto questo è diventato patrimonio dell'alimentazione e della cucina